Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti. Il nostro ospite quest'oggi Nicola Rossi, presidente Confesercenti Veneto Centrale. Ben arrivato qui con noi. Buongiorno. Allora, abbiamo un po' di cosette da affrontare insieme, riguardano la realtà del commercio che tanto per cambiare sembra essere abbastanza colpita, quindi risentirne degli andamenti della pandemia, anche se teoricamente non avrebbe dovuto essere così, però si sa, nonostante tutti siamo molto più liberi che un anno fa, per carità, tutto circola molto di più, in ogni caso gli umori delle persone, lo stato di tensione, di paura, ne parlavamo prima anche fuori onda, condiziona gli spostamenti, condiziona anche le attività commerciali stesse. Allora, prima di andare in questi aspetti un po' lugubri, vediamo di affrontare qualcosa di positivo. Ultime notizie. Io qua dal comune di Padova in particolare, dove voi siete ben rappresentati, oltre a Rovigo, giusto? No, dove siete? Padova-Vicenza. Padova-Vicenza. Dopo Vicenza ci racconterà se c'è qualcosa di analogo. Incentivi per 600.000 euro per riqualificare il tessuto urbano, grazie al rifacimento degli esterni delle attività commerciali. Allora, che cos'è questo? E potrebbe dare una bella pattinata? Sicuramente, diciamo che ultimamente le amministrazioni pubbliche stanno intervenendo in maniera importante sulle attività economiche territoriali. In particolare ci sono stati dei bandi interessanti da parte anche del Comune di Padova, e questo è un bando del Comune di Padova interessante perché dà la possibilità di riqualificare, di una riqualificazione delle imprese, e con anche possibilità di investimenti interessanti. Ecco, per cui bene. Diciamo cosa che si concretizza sostanzialmente? Cioè, che cosa potrà essere rifatto? Qua si parla di, non so, la tenda del negozio anziché la vetrina? Cioè, sì, è possibile intervenire su vari aspetti dell'attività del negozio, da un punto di vista arredamento all'estetica, insomma renderlo più gradevole, e questo è importante in un momento dove, come dire, di buon umore purtroppo non è che ce ne sia tantissimo, per cui migliorare anche certi aspetti rende più appetibile, come dire, più appetibile o comunque meno difficoltoso, insomma, il lavoro. Infatti, peraltro i turisti che ci sono stati comunque le persone che sono recate nei centri cittadini hanno sempre apprezzato molto anche il discorso delle luminarie natalizie, il fatto che ci sia stato un intervento, un miglioramento, quindi diventa a volte indispensabile intervenire per poter essere sempre attrattivi. Assolutamente, Padova quest'anno era particolarmente attrattiva e attraente, se pensiamo alle luci che hanno illuminato i nostri monumenti storici con delle immagini veramente meravigliose, stupende, hanno riportato con la luce, va bene, però hanno riportato a quello che erano i colori antichi, no, dei nostri monumenti, per cui direi che è stata tutta una serie di attività che sono state fatte in maniera molto bene. Ecco, che cosa in particolare voi avete riscontrato che viene a mancare per poter andare avanti, per poter affrontare e quindi continuare ad essere interessanti, far sì che le persone escano, vadano nel negozio, perché poi al di là di tutto, se hai certe cautele, se hai la mascherina, questo, il vaccino, puoi anche girare, non è un problema, però che cosa c'è e che cosa non va invece? Ma allora, il problema qual è? Il problema è, io l'ho indicato fin dall'inizio, noi abbiamo un nemico che si chiama coronavirus. Finché sto benedetto coronavirus non sarà messo in un angolo, anche l'economia ne risentirà. La pandemia sanitaria purtroppo oggi ha un seguito, c'è una pandemia economica, chiamiamola così, c'è un problema di economia. Il fatto di avere un certo numero di contagiati, il fatto di avere tanti conoscenti contagiati o comunque ammalati o che non stanno bene, non dà quella serenità e quella tranquillità che abbiamo bisogno di avere. Io penso ai normali, ai banali acquisti che si fanno quotidianamente,
mensilmente, settimanalmente o agli acquisti particolari del periodo dei saldi o del periodo natalizio, devono essere supportati e sostenuti da una certa serenità. Non per niente abbiamo apprezzato moltissimo, non è casuale il nostro apprezzamento di quello che è stata l'attività delle luci durante il Natale. Perché? Perché ridà quella sensazione della festa, del buon umore, del Natale, che in questo momento francamente con tutto quello che sta succedendo magari si attenua un po'. E questo porta a, come dire, a una maggiore, se noi andiamo a vedere i depositi bancari sono fortemente aumentati, perché non c'è neanche la voglia, se vogliamo, di spendere. Forse mancano anche le circostanze, le occasioni, no, sì, manca. Poi se vogliamo entrare nel particolare c'è anche da dire questo, che sì, la pandemia, d'accordo, la pandemia ha creato anche dei grossi problemi a livello lavorativo. Tanta cassa integrazione. Chi è andato in cassa integrazione non è che ha la tranquillità economica che aveva 2 anni fa, 3 anni fa, dove non c'era cassa integrazione, cioè con delle remunerazioni insomma ordinarie, normali. Come sono state spese le tredicesime? Altro problema, le tredicesime a Padova, che sarebbero dovute essere in rapporto al 2019 650 milioni, in realtà sono stati 520 milioni, perché? Sempre per quel motivo di riduzione delle ore lavorative. Metti in fila tutta una serie di problematiche, i risultati sono una minore, come dire, propensione. Detto questo, però, i saldi sono partiti. Ecco, vediamo, prima dei saldi ci sono state le spese natalizie, come erano andate? Perché c'era movimento in città, insomma, sì, c'era stato un bel risveglio. Diciamo che prima del Natale gli acquisti non sono stati così effervescenti. Con Natale si è ripartita, la curva è ripartita, e diciamo che poi successivamente con i saldi ha trovato, però anche lì per esempio la prima giornata di saldi non è stata una partenza, come dire, col botto, è stato, diciamo, una crescita graduale. Però è vero che i saldi non sono neanche partiti col botto, cioè non sono partiti con saldi 50%, eccetera. No, non sono molto cauti. Esatto. Sono stati cauti. Quindi le persone, io so che tanti aspettano. Sì. Visto che non c'è l'urgenza, dice aspettiamo. Esatto. E alla fine comunque verranno colti quei 100 milioni di acquisti che verranno fatti durante il periodo dei saldi. La spesa che noi abbiamo calcolato è di circa 160 euro a famiglia, a soggetto, e insomma ai 100 milioni si arriverà alla fine, però con più difficoltà, con più sofferenza, se vogliamo. E la qualità merceologica esposta è quella degli anni precedenti? O c'è stato, perché c'è stato l'anno passato, c'erano stati dei problemi che ne avevamo parlato? No, la qualità è stata la qualità della merce in saldo è stata una buona qualità, anche perché, come dicevo prima, nel periodo pre-natalizio non c'è stata una grande vendita, per cui c'è un magazzino fresco, interessante. Noi sui saldi, io personalmente poi ho una riserva particolare sulla data di partenza, solito discorso, ma i saldi sono i saldi, ovvero le vendite di fine stagione, per cui la collocazione subito dopo Natale non la ritengo, ma come me la pensano un po' tutti i negozianti. Però quando si è provato a fare il cambiamento non ha funzionato tanto. Ma non è che non ha funzionato, cioè quando si è portato l'estate, no? Alla fine le persone erano già un po' demotivate, la stagione è andata, o li fai prima gli acquisti nel cuore del periodo, altrimenti... Diciamo che la data non è mai andata la data corretta, cioè voglio dire, i saldi invernali dovrebbero essere a fine gennaio, i saldi estivi dovrebbero essere a fine agosto. Ma io non compro più a fine agosto una roba estiva. Ho capito, ma diciamo che sono le vendite di fine stagione. La stagione non finisce a giugno, a fine giugno o agli inizi di luglio. C'è
chiaramente se poi ci sono i presaldi, le prevendite, è tutta una situazione che andrebbe rivista e rinormativata. E qualora questo avvenisse e ci fosse un tracollo invece nelle vendite? Perché poi c'è il rischio anche quello ormai. Allora, tracollo nelle vendite, allora diciamo che non si può vendere tutto l'anno in saldi, altrimenti le attività non avrebbero, come dire, la capacità di pagare l'affitto, pagare i dipendenti. I saldi devono essere quel momento in cui si elimina il magazzino residuale, che rimane, ma dei capi di stagione parliamo. Certo. Allora è la vendita degli ultimi capi di stagione. Ok, tanti negozi però fanno le vendite promozionali comunque. Ecco, questo è il problema. Perché non riescono a vendere. Non si deve, cioè bisogna trovare, insomma applicare, nei 30 giorni precedenti non vanno fatte vendite straordinarie di nessun tipo. E allora i saldi hanno una grande valenza comunicativa anche. Sì. In altre città però fanno, in altre regioni, ecco, diciamo così, in altre regioni è diverso. Sì. In altre regioni è diverso. Allora andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme. Naturalmente voi potete partecipare perché come sempre siamo in diretta tra poco.